Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Voto di scambio, tentata estorsione in concorso, queste le accuse nei confronti dell'ex sindaco di Amantea Franco La Rupa e del consigliere di maggioranza del comune nepetino Marcello Socievole, arrestati oggi dai carabinieri. L'inchiesta è stata coordinata dalla Procura di Paola. Sentiamo. Vuoi che la tua fidanzata continui a lavorare? Allora devi procurarmi voti. Questo è il ricatto che oggi ha portato in carcere due politici, Marcello Socievole, 53 anni, consigliere comunale di maggioranza da Amantea, e il suo mentore politico, Franco La Rupa, 61 anni, ex sindaco di Amantea e già consigliere regionale. Le accuse sono pesanti, voto di scambio e tentata estorsione in concorso. Socievole inoltre è accusato anche di tentata violenza privata. Questa mattina all'alba i carabinieri del comando provinciale di Cosenza hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Paola. Le indagini che hanno portato all'arresto dei due politici sono state coordinate dal procuratore di Paola Pierpaolo Bruni e dal sostituto Anna Chiara Fasano. Sotto la lente degli inquirenti la campagna elettorale dello scorso giugno per il rinnovo del Consiglio Comunale di Amantea. Ebbene, in quell'occasione, secondo quanto emerso dall'attività investigativa, La Rupa, in qualità di sostenitore della relativa coalizione elettorale e Socievole, quale candidato poi eletto, non avrebbero esitato a ricorrere a ricatti e minacce pur di accumulare preferenze. In particolare avrebbero esercitato pressioni nei confronti di un giovane per indurre la sua fidanzata e la famiglia della stessa a votare per il consigliere comunale arrestato oggi. Se non fossero arrivati i voti, questa la minaccia, alla donna non sarebbe stato rinnovato il contratto di lavoro a termine presso la scuola materna gestita dal comune attraverso una cooperativa, ma né il giovane né tantomeno la fidanzata avrebbero accettato di sottostare al ricatto, tant'è che i genitori della ragazza avrebbero registrato di nascosto Socievole, minacciando poi di denunciarlo, ma il consigliere comunale avrebbe tentato di intimidirli, prospettando nei loro confronti un'azione giudiziaria. Da qui l'accusa nei suoi confronti anche di tentata violenza privata. In poco tempo gli inquirenti hanno trovato evidenze e riscontri alla denuncia presentata dai due fidanzati e dai genitori di lei, raccogliendo elementi sufficienti per chiedere e ottenere l'arresto dei due politici. La vicenda è un fulmine a ciel sereno, commenta così il sindaco di Amantea Mario Pizzino il coinvolgimento di Marcello Socievole. Le accuse, dice ancora il primo cittadino, se sono vere sono gravi, ma sono certo che Socievole proverà la sua estraneità ai fatti. Intanto una nuova vicenda giudiziaria coinvolge la città nepetina e Franco La Rupa, noto per i suoi trascorsi politici ma anche giudiziari. Nel 2007 il suo nome comparve nell'inchiesta Nepezia, venne però assolto dall'accusa di collusione con le cosche mafiose della zona. In seguito, nell'operazione Omnia, La Rupa venne accusato di aver consegnato al boss di Cassano Forastefano 15.000 euro in cambio di un pacchetto di voti che sarebbero stati fondamentali per la sua elezione a consigliere regionale nel 2005. La Rupa venne condannato a 5 anni in primo grado. La Corte d'Appello di Catanzaro lo condannò poi ad una pena di 4 anni, condanna poi annullata con rinvio dalla Cassazione.